Siamo ospiti in questa bellissima azienda agricola di fronte a un grano magnifico che secondo me è uno tra i migliori che avremo in questi giorni da vedersi nelle varie realtà aziendali. Io sono con il proprietario Luxardo Filippo che, Grazie. no, io devo Buongiorno. ringraziare per averci ospitato in questa realtà aziendale e svilupperemo e guarderemo queste varietà di grano stupende, che tra l'altro sono tutte inserite nella carta del mulino Barilla, ok? E quindi io sono innanzitutto ancora a ringraziarti per questa ospitalità. Grazie Io Arnaldo. volevo chiederti, Filippo, Sì. ma tu che non è da tanto che segui l'azienda, cosa ne pensi di questo prodotto qua? Ma guarda, intanto grazie mille di questa opportunità. Io sì, seguo l'azienda da pochi anni, quindi sono un neofita, diciamo, dell'agricoltura, anche se ci sono nato e cresciuto dentro. Che non è poco. Beh, certo, questo sicuramente aiuta. Beh, il grano, a vederlo così, è sicuramente eccezionale quest'anno, ma lo è stato anche negli anni passati. Complice anche una buona primavera, diciamo, che ci ha aiutato dal punto di vista climatico, mi sembra che il risultato sia ottimo. Poi è ovvio che c'è anche tanto lavoro manuale dietro. Bravissimo, ecco, così mi aggancio per dire che per arrivare a una pianta del genere abbiamo anche l'opportunità e la possibilità di utilizzare sto signore qua, che è lui che segue, che lui è un amante, oserei dire, della gestione dell'azienda agricola, e quindi lui tutti gli anni non sbaglia mai. Lui è uno che segue il disciplinare Arnaldo Bovolenta, in particolar modo sul grano, però ci mette tanto del suo, è sempre presente, pronto, non sgarra di un'ora, quando deve intervenire interviene. Okay? E quindi sono a ringraziare Pronto anche intervento a te. grano. Esatto, sono a ringraziare anche te Roberto Macagno. Beh, certo, soprattutto. E lui ho la sensazione che sto prodotto qua è anche frutto del suo lavoro. In questo caso cosa abbiamo fatto? Anche qui abbiamo, da un punto di vista nutrizionale, siamo partiti con Organ Top, anche in questo caso attorno ai 300 kg per ettaro. Abbiamo proseguito con concimazione liquida, in particolar modo Azo Super Trio TS, azoto, zolfo. Abbiamo fatto il primo trattamento in fase di accestimento, mentre un secondo intervento con 300 kg per ettaro siamo intervenuti nella fase di levata. Perché questo? Perché concentrare il liquido in determinati momenti ci dà anche dei risultati come questi, e avremo anche la possibilità, usando il liquido in queste fasi, di aumentarmi il contenuto in proteico di questo grano. Arrivare a fine maggio con una pianta così, che quindi una pianta ben radicata, significa anche avere una pianta che mi resisterà di più agli eventuali stress che avremo o che dovremo avere fino alla raccolta. Allora, anche in questo caso cosa abbiamo fatto? Dopo la nutrizione abbiamo difeso il prodotto con prodotti in particolar modo di Corteva, soprattutto come diserbo. Anche in questo caso abbiamo usato Zipar Trio, che è un ottimo diserbo. Infatti, come potete vedere, non c'è un'erba, non esiste un'erba in campo, quindi un prodotto che a 100 grammi ha svolto la sua funzione, il suo lavoro. Già subito con il diserbo, anche perché quest'anno era una stagione abbastanza umida, abbiamo inserito un prodotto come lo Stimuter, che è qui rappresentato e dopo ce ne parlerà l'amico Pedrazzini, e abbiamo messo assieme un fungicida sempre della Diachem, il Blaze Ultra. Perché questo? Perché c'era una forte pressione infettiva e quindi mi sembra che sia stato raggiunto l'obiettivo. Abbiamo usato Questar-T in foglia bandiera, e in ultima fase abbiamo usato l'Australia in foglia bandiera. Questo è quello che abbiamo fatto.